Eccoci qui la mattina del 13 agosto e siamo qui con l'obriere di candeliere del Gremio dei Contadini di Zappadori, Roberto Meloni. Ciao Roberto. Ciao. Benvenuto. Allora, raccontaci un po', questa è la tua prima pararia oppure no? Ciao, no, questa qua è la mia seconda, perché la prima l'ho fatta nel 2005 e poi adesso dopo 9 anni ricopriamo questo prestigioso incarico di obriere di candeliere del 2014. Gremio, insomma, sì. Dici un po' che cosa hai scelto per questo addobbo dei candelieri che qui vediamo un po' fatti dalla maestria di Giuseppe De Rosas e della famiglia. Allora, raccontaci un po'. Allora, niente, i colori ho scelto 2 colori e sono l'arancione e il bordeaux. La corona è che va sotto il gualavora e la croce sono invece un bicolore, sono fatte dai 2 colori. Questi colori sono prevalentemente i colori del Gremio. Vieni, avvicinati e illustraci un po', vieni, facciamo così. Quindi sono un po' i colori del Gremio, qui dicevamo. Sì, allora qua ci sono le bacchette, ci sono due tipi di bacchette. Queste senza grano vanno all'interno del cerchio, del cappelletto, diciamo. Mentre queste qua lo stesso vanno all'interno del cappelletto, del cerchio, e vanno miste per formare poi all'interno una stella. Quindi una coreografia scelta, sì, apposita, e sì, sì. L'hai scelta tu questo tipo di... No, è già da qualche anno che lo facciamo. Che lo fate, sì. Ovviamente sempre dalla maestria di Giuseppe De Rosas e famiglia. Di Giuseppe De Rosas. E il grano, quindi, ricordiamo, un elemento importante per la vita grano, sì, gremiale, benché sì, non siate più agricoltori, ma comunque, insomma, è questo il senso della vita gremiale. Che cosa pensi che possa essere il tocco in più per questo addobbo, l'elemento del grano? Sì, indubbiamente, che noi adesso lo vediamo in questo modo il candeliere, ma poi una volta vestito, ovviamente domani vedremo. Sì, vabbè, giustamente poi se visto così sembra non è molto bello, fra virgolette, però domani, una volta che sarà sul cappelletto, tra quanto addobbato, fatto come si deve, con questa forma di stella c'era dentro, e poi tutte quante le bandiere, sarà una cosa diversa e alla fine sarà una cosa più bella e più prestigioso il nostro... E invece dici, quanto riguarda, adesso faccio un'inquadratura verso quella croce, che in realtà è una T. Domani che cosa ci sarà? È incompleta, noi vediamo. Sì, domani ci sarà la bandiera dell'obriere, la bandiera mia. Quindi la tua obriera? Sì, okay, la tua dove ci sarà scritto il nome mio, la data 14 agosto 2014, poi davanti ci sarà un'effigie del nostro santo patrono, che è Giovanni Battista della Nebbia. Poi dietro, una bandiera di dietro, ci sarà il logo del Gremio con la... Che quello è sempre presente comunque, vero? Sì, il logo del Gremio con ricamato la scritta Zappadori, e poi ci sono 2 spighe. L'effigie cambia ogni anno, ovviamente, no? Sì, l'effigie sì. Di San Giovanni Battista, sì, che è il vostro San Giovanni Battista della Nebbia. E, possiamo finire con un'ultima cosa. Un bilancio, insomma, della tua vita gremiale finora. Dici in 2 minuti, insomma, da quanto ci sei nel Gremio, quanto è il tuo percorso, quando è iniziato, giusto per avere un'idea. Io sono entrato nel Gremio nel 2003, 2004 ho ricoperto la ricarica di obriere di cappella, 2005 quella di candeliere, nel 2006 fino al 2007 quella di obriere maggiore. Dal 2011 ricopro la ricarica di segretario del Gremio fino al 2016.
Poi come faccio parte anche come rappresentante del gremio contadino all'interno dell'Integremio, ricoprendo la carica attualmente di cassiere. Questa è la mia 12ª discesa, la seconda da obriere, mi auguro che siano due delle tante discese che ho fatto, queste ricoprendo la carica di obriere, che rimangono nel cuore come ogni volta. Che cosa significa per te quindi vivere la vita gremiale? È anche un percorso di fede, ovviamente. Sì, perché sembra così, ma durante le feste patronali, le messe delle feste patronali, ogni predicatore che ci predica durante la messa ci è sempre fatto presente che la nostra non è una scelta nostra, ma è una chiamata che ci viene fatta. Una sorta di vocazione, sì. Insomma. Ovviamente tutto questo, detto oggi in questo momento, richiama l'anno comunque che viene, l'anno 21, perché tu l'anno prossimo prenderai la bandiera maggiore, quindi ti appresterai a vivere un altro... Bene, l'augurio nostro è il solito, ma il tuo qual è? Il mio è a 60 anni.